L'ATI ha deciso di non decidere e ha demandato agli uffici l'onere di sciogliere la complessa situazione burocratica. Parliamo della gestione diretta delle risorse idriche per alcuni comuni della provincia. L'Assemblea ha infatti approvato a maggioranza un punto che incarica la direzione di provvedere a valutare il possesso o meno dei requisiti previsti dalla legge per i 17 comuni ex ribelli, che non hanno mai consegnato le proprie reti idriche e stanno tentando oggi di normalizzare la propria situazione chiedendo l'applicazione dell'articolo 147 della legge Galli. La precedente proposta, che aveva portato una spaccatura dentro l'ATI, prevedeva che i sindaci si facessero carico di consentire l'accesso ai benefici del 147 a soli 8 comuni, ai quali tuttavia veniva offerta una vera e propria moratoria di 18 mesi per dotarsi di tutti i requisiti previsti dalla normativa. Una condizione che non aveva convinto molti sindaci, portando ad uno scontro che si è oggi ricomposto semplicemente trasferendo su altri l'onere di dover decidere. I problemi dell'ATI tuttavia non sono finiti, oggi vi è un concreto rischio di commissariamento da parte dell'assessorato regionale alle acque e rifiuti, data l'assenza di un piano d'ambito e di procedure avviate per il futuro della gestione. A chiedere ai comuni ribelli di consegnare le reti, considerata l'avvio della costituzione di una società consortile speciale pubblica, era stato nei giorni scorsi anche il Forum per l'acqua pubblica siciliano.